Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, poi ritorneremo ad avere Fabio Bui perché non l'ho salutato, però passo la linea in redazione a Elisabetta perché con tutti i collegamenti non l'abbiamo chiamata, se ha novità dal web, se ha qualcosa di nuovo da farci vedere. Elisabetta. Vi farei vedere l'andamento regione per regione delle regioni più colpite che sono ovviamente Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Da questa cartina potete vedere appunto, questa è la situazione della Lombardia con i casi segnati in azzurro, sono i casi attualmente positivi che sono 12.266, segnati in giallo sono i guariti 3.488 e in grigio o nero sono i deceduti 1.959. Vi faccio vedere insomma, quindi questa è la situazione della Lombardia, questa è la situazione dell'Emilia Romagna e questa è la situazione del Veneto. Quindi ve le faccio rivedere in velocità, Emilia Romagna e Lombardia. Insomma, un andamento più costante è quello dell'Emilia Romagna, però tutte ovviamente sono in crescita, come abbiamo più volte detto e ripetuto. Vi faccio vedere anche questa foto che è nel Consiglio regionale della Lombardia. Questo è il Pirellone che è appunto adesso attualmente illuminato con la scritta "state a casa", che si continua a ripetere, insomma, e ce n'è sempre bisogno a quanto pare. Sicuramente sì. E questo è tutto per ora, Giorgio. Ecco, no, volevo chiedere la notizia, se avevo chiesto prima a Denis, se abbiamo la notizia che abbiamo dato oggi dell'infermiera che purtroppo ha avuto quella scelta purtroppo di suicidarsi in virtù che aveva la febbre, ha fatto il tampone e non aveva ancora ricevuto la risposta a quanto riguarda quel tampone, perché ormai la gente ha questa cosa. Prima di ridare la linea a Elisabetta, dottore, deve dirvi due cose prima, vado con lei. Allora, tutti ci dicono, non solo, ma anche i luminari nelle televisioni nazionali, dovete mettere i vestiti fuori casa, devono respirare, le scarpe devi togliertele fuori casa, tant'è che mia moglie adesso mi mette le scarpe fuori e ne sono di tutti i colori, perché sono infettive, il virus non va giù dopo 9 ore, insomma c'è un casino, mi scusi questo termine, io non ci ho capito nulla, me lo vuole spiegare e se è una linea che usate tutti, perché se lei mi dice una cosa, il medico che va a Rai 1 me ne dice un'altra, quello che va in un'altra televisione me ne dice un'altra, io non ci ho capito, come credo oltre il sottoscritto che tanti altri, non ci ha capito nulla. Allora, io ritorno a una cosa che preferisco, che è quella di dire dobbiamo riscoprire la buona educazione. Che io mi ricordi, al di là della questione virus non virus, quando uno entra da fuori, entra in casa, di solito ha un luogo dove togliersi le scarpe e mettersi le pantofole. Nella migliore delle... Sì, ma non le lascia fuori dalla porta? No, non si lascia, ma non ha senso. E questo discorso non ha senso. La cosa che è chiara, che è sicura, è che il virus si trasmette per via aerea, come buona parte dei virus influenzali. Il fatto che poi possa rimanere sulle superfici non va detto perché resta, bisogna andare a vedere quant'è il suo livello di capacità infettiva, che all'esterno diminuisce drasticamente. A parte che noi non camminiamo su un tappeto di virus, cioè camminiamo su una marea di porcherie, il fatto di lasciare... Scusi dottore, eccolo qua il numero 041 2584 909, chi si fosse collegato ora, brava la regia che ha scritto il servizio di supporto psicologo telefonico gratuito, perfetto, potete chiamare già il professore ha detto da domani mattina, però se avete bisogno potete farlo anche da ora, quello è il numero, mi raccomando, chiamatelo pure, prego dottore. È vero che per esempio io quando lavoro in studio mi cambio completamente, però io sono uno che ha contatto probabilmente diretto col virus e quindi i vestiti, per buona cosa, bisogna lasciarli sul luogo di lavoro. Ma quando arrivo a casa, io sono vestito così da stamattina, perché non è che camminando per strada... altre evidenze scientifiche, torniamo al discorso che facevamo prima, non ce ne sono. Non ce ne sono il fatto che io possa prendere il virus se mi metto le scarpe e tocco le scarpe. Bene. Quindi
esasperare le situazioni non porta ad avere un contatto diretto con la realtà, che poi è quello che perdono le persone. C'è stata, purtroppo questa si è suicidata, ma succede anche da noi. Noi abbiamo avuto un collega in questa regione che è finito al servizio psichiatrico. Do la linea a Elisabetta che legge la notizia proprio inerente purtroppo a questa infermiera. Elisabetta. Sì, appunto, come dicevamo, il corpo di un'infermiera 49enne che lavorava in un reparto di pazienti affetti da Covid-19 è stato trovato nella foce del Piave a Cortellazzo, appunto in provincia di Venezia. E secondo i primi accertamenti sembra che la donna si sia suicidata. Lavorava da pochi giorni appunto nell'ospedale di Jesolo, viveva da sola e era a casa da giorni perché febbricitante. Era stata anche sottoposta a tampone, però l'esito non le era ancora stato consegnato. Eccola qui la notizia. Prego, sì, Elisabetta. Esatto. A questo proposito è giunta una notizia, insomma, circa un'oretta fa, secondo cui un gruppo di scienziati dell'Università di Oxford avrebbe messo a punto un test rapido per il nuovo coronavirus che darebbe una risposta in appena mezz'ora. È la stessa università ad aver divulgato la notizia e appunto sostiene che è sarebbe un metodo fino a 3 volte più efficace degli attuali metodi utilizzati. Il test è stato validato con campioni clinici che sono stati mandati all'ospedale popolare di una città della Cina, Shenzhen Lu, non so se la pronuncio insomma, correttamente. E comunque adesso l'università sembra stia lavorando a un dispositivo che possa essere utilizzato appunto negli ospedali, negli aeroporti, ma anche nelle case. Per capire in mezz'ora se uno ha preso questo virus, un pure meno, non per guarirlo, che non avete capito. No, per accertare appunto se è stato preso da questo virus. Invece esatto. Il tampone ci vogliono un po' di ore, insomma ci vuole credo 12 ore, mi corregga se dico un numero sbagliato, dottor Crisarà, però mi credo ci vogliono 12 ore. Elisabetta, altre immagini, mi piacerebbe vedere quelle immagini che abbiamo visto oggi della metropolitana che era intasata di gente a Milano, quindi se riesce a trovarla in rete magari la facciamo vedere anche noi. L'ho interrotta, hai altre notizie Elisabetta? No, per il momento no. Allora dottore, è bello, è interessante questo lavoro che fate, perché fa vedere come si spostano e non si finalizzano le cose che si fanno. La domanda è che io sappia entro 3 ore se sono positivo o negativo al tampone. Che senso ha, visto che mezz'ora dopo posso riprendermelo? Non so se mi spiego. Mezz'ora dopo può... Cioè io domani mattina farò il tampone, alle 8:30 ho già l'appuntamento per andare a fare il tampone. Dopodiché domani sera io potrei anche aver contratto, lavorando, il coronavirus, e non è che mi è cambiato il mondo. Questa ansia... Però se lei rimane a casa sì? No, aspetti un attimo, se io risulto negativo, risulta negativo, è comunque 2 ore dopo se risulta positivo non va in studio. Ma è un altro ragionamento. Allora il problema è a che cosa finalizziamo questa cosa. Il fatto ma se lo rifaccio domani o potrebbe essere positivo. Allora il problema qual è? Fare la spesa per qualsiasi cosa. Scusate, no, ma fatemi finire il concetto. Sì. Perché questo che cosa crea? Giusto, crea l'allarme dell'emergenza. Come se fare un tampone e avere una risposta entro 3 ore ti risolve il problema del coronavirus, mentre in realtà non sposta di 1 millimetro il ragionamento. No, è perfetto, quello che ha detto è tutto giusto, se non che se io sono il capo reparto della Carraro, dove fanno i trattori e dove ci sono 200 persone che stanno lavorando, se mi faccio il tampone e in mezz'ora mi dicono che sono positivo, io me ne vado e non infetto magari i 200 dipendenti sotto di me, che vado, gli tocco la spalla. Cioè, ma non è, allora, no, ferma un attimo. Però se ti fanno il tampone, il tampone serve a trovare i positivi, non a trovare i negativi. Allora, il tampone serve a trovare i positivi e a chiuderli in casa, soprattutto se asintomatici. Il concetto è diverso, è il contrario, bisogna chiudere tutti in casa. No, e su questo siamo d'accordo. Perché non c'è queste cose. E poi il fare il tampone
va anche bene per, come dire, isolare le popolazioni. Ma quello che io volevo rendere il concetto di quello di perché prima... ha ragione, mi scusi per interrompere, dottore, mi scusi, perché nel suo ragionamento ha ragione, perché facciamo esempio, oggi Zaia dà una bella notizia, dice faccio 20.000 tamponi al giorno e come luoghi primari sceglie i supermercati, magari lo fa uno prima di entrare al supermercato, non ce l'ha, poi entra al supermercato e lo prende da un commesso, che ne so, cioè può succedere come avete detto Guardate tutti voi, che insomma, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale, scusatemi, della Sanità, ha indicato come direttiva, come dispositivo, di somministrare i tamponi comunque non a tutti in maniera indiscriminata, attenzione, non hanno fatto i tamponi a tutti, saluto Bui, poi vengo di nuovo da voi. Presidente della provincia che è ricollegato con noi, lo saluto da questo collegamento, vediamo se riusciamo a vederlo in video, perché anche lui sta facendo una battaglia sia come sindaco sia come Presidente della provincia nel consigliare a tutti di rimanere a casa. Giusto Presidente? Sì. Oggi c'è solo una cura, gli altri sono disposti, quello di stare a casa. Invito proprio tutti i cittadini di stare a casa, di evitare anche le passeggiate per svago negli argini. Ma scusate, ma perché, quindi, scusi Presidente, ma perché non viene fatta una legge dallo Stato che dica al cittadino in questi 10 giorni non potete, ma non si può, cioè... guardi, domani dovrebbe uscire qualcosa, in questi giorni dovrebbe uscire un qualcosa che fa divieto anche alle passeggiate per svago, per jogging, perché in questi giorni ne abbiamo viste di tutti i colori. Comunque molti sindaci, anche noi, per esempio anch'io, domani farò un'ordinanza anche durante la settimana, l'abbiamo fatto nel fine settimana scorso, l'utilizzo e le passeggiate che non hanno alcun senso in questo momento, perché da una passeggiata solitaria spesso abbiamo visto si trasformano in un modo per ritrovarsi in maniera indiscriminata. Quindi ecco l'invito che possono fare i sindaci e che faccio io da Presidente della provincia è starsene a casa per rispetto di sé ma per rispetto anche degli altri. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a voi e buonasera a tutti. Elisabetta, vengo da lei. Elisabetta, se riesci a trovarmi, Elisabetta, oggi ho visto in rete moltissimi sindaci, quello di Roma, quello di Bari, che andavano nei lungomari, nelle spiagge, se riesci a trovare quelle immagini, ce n'è uno poi particolare che avevo detto a Denis di tirarmelo fuori, ma è troppo lungo, che poi è uscito che si è arrabbiato in una maniera incredibile con i propri cittadini. Così andiamo per far capire che la gente deve rimanere a casa. Insomma, no, volevo dire, il paradosso è che io sono uscito di casa alle 8:35, ho preso la macchina e sono venuto fin qua, da Piazza Insurrezione a qui. Paradossalmente se fossi stato fermato mi avrebbero potuto multare, visto che non andavo né dal medico né a fare la spesa. Però un'autocertificazione è corretta? Ce l'ho l'autocertificazione, ho tutto in tasca, però effettivamente no. Magari poi avrei detto vado a parlare di coronavirus. Come esponente politico lei comunque viene in trasmissione e fa politica, quindi è il suo lavoro anche comunicare, attenzione, le direttive. Ma certo, come esponente politico lei partecipa a dei dibattiti televisivi, quindi quello è il suo lavoro. Ha paura vero di prendere la multa e scoppellite? No, perché volevo dire, è giusto che facciano le multe. Però se lei la fa poi l'avrei pagata. Certo. Elisabetta, sei riuscito a trovare qualcosa, Elisabetta, prima di fare i collegamenti, perché poi avremo 3 collegamenti, uno con Ibiza, poi Nuova Zelanda e poi dalla Cina. E prima di chiudere vorrei sentire anche il pensiero dei concittadini che si trovano in queste nazioni. Elisabetta, vai pure. Eccolo qua. Ecco la regia, se ci toglie, eccolo qui, guardatelo. Dai pure l'audio, Claudio, Marco. È il sindaco di Bari questo, sì. De Caro. Alla PlayStation, andate a giocare alla PlayStation a casa, non si può stare qua, andiamo, non potete stare qui, a casa. A casa, sto dicendo che dovete andare a casa, adesso dovete andare, sto andando anche lì, dovete andare via, sta venendo la polizia, tutti a casa, andiamo. Scusa, tu sei polizia? Certo. Dove è casa tu? A casa, andiamo, sono il sindaco.
Sono il sindaco della città, te ne vai a casa adesso, capito? Sto andando a togliere anche adesso te ne vai a casa, dai, a casa. A casa, dai. Non mi deve guardare così, deve rispettare, c'è un decreto, siccome io sono il sindaco di questa città, in questa città il decreto lo faccio rispettare io. Quindi se ne deve andare a casa adesso, non voglio le scuse. Tutti, dovete stare tutti a casa, devi andare a casa adesso, altrimenti viene la polizia e se la porta di peso a casa in questo momento. Andiamo? Ok, a casa, adesso a casa, dai. Andiamo, andiamo. Mica devo chiamare la polizia, le fidanzate devo chiamare, con la mazza me le devono dare, andatevene a casa, dai, a casa. Non si può stare in mezzo alla strada, come ve lo devo spiegare? Non si può stare. Ovviamente possiamo rientrare perché... Borile, posso commentare un secondo? Perché vi abbiamo fatto vedere questo, ma ci sono moltissimi sindaci che hanno fatto appelli, che sono andati nelle piazze, nel lungomare, negli argini, proprio a raccomandare alla gente. Credo che ci sia qualcosa di incredibile. Fino a ieri non faceva nessuno, adesso tutti vanno lì. Prego, No, preciso una cosa. Innanzitutto, per chiudere anche il ragionamento di prima dell'infermiera, ci vuole razionalità, non ci vuole paura, attenzione, non ci vuole fobia, non abbiamo bisogno di nevrosi, ma assolutamente centratura, responsabilità, senso civico e razionalità. Non c'è ombra di dubbio, cerchiamo di centrarci il più possibile. Perché se ce l'avessero tutti... non andrebbero fuori. No, il governatore non direbbe la punta massima verrà a metà aprile e questa storia finirà forse a giugno. Non lo direbbe se tutti avessero, tranne quelli che devono farlo per lavoro, non so nemmeno come definirlo, mi verrebbe questi dire irresponsabili, Borile, non sanno che non c'è solo l'ammenda di 250 euro, ma è penale. Cioè, se uno viene bloccato e non è giustificato da quelle 3 casistiche che sono previste dal decreto, è una denuncia penale, entra nel casellario giudiziario di una persona, attenzione, che poi venga commutata in una sanzione amministrativa di 250 euro è un altro discorso, ma intanto è segnato. Simone Borile, domenica scorsa, la precedente, alla diga di Venezia, di Sottomarina, scusi, c'era la diga, avevamo filmati, che adesso per farli tirare fuori poi la regia ovviamente si arrabbia, di gente come fosse Natale in Liston a Padova, nella diga, e un virologo ha detto quelli fra 15 giorni metà verranno colpiti da questo virus, ma loro pensano di essere all'aperto e di fare tutto quello che vogliono, però sono a contatto, sono vicini, ma tu vaglielo a dire che non devono andare. Adesso la gente comincia un po' a capirlo, o sbaglio dottore, mi aiuti lei che meglio di lei può dare questa... La gente comincia a capirlo, però c'è sempre... È la stessa dinamica di quello che corre a 250 all'ora sull'autostrada dove si può andare a 130. Il dramma di questa storia è che queste persone sono quelle che in genere hanno un livello di istruzione più alto della media, perché è più facile convincere persone con un minor livello di istruzione. Dici perché? Non è perché abbiamo ormai sviluppato una specie di senso dell'impunità. Cioè noi, l'unico problema che ci divide dal resto d'Europa, dall'Europa quella che, se no saremmo la nazione migliore del mondo, è che noi abbiamo un senso di impunità. Tanto lo faccio che non mi succede nulla. Guardi che il filmato che avete mandato del sindaco di Bari è un filmato triste. Può andare bene per fare uno spot elettorale, ma là ci doveva essere una pattuglia di polizia e senza fare discussioni vai a casa o non vai a casa, identificato e sanzionato. Fine delle discussioni. Mentre invece queste situazioni da papà buono che dice stai fuori, tornatene a casa, fanno male. È vero. Fanno male. Quindi, è vero. È inquadrato la giusta, però siamo buoni. Elisabetta Corazza, è vero dottore, ha perfettamente ragione. Elisabetta. No, a questo proposito volevo farvi vedere le foto della metropolitana di Milano, che a guardarle sembrerebbe fosse un giorno normale, insomma la quotidianità non ancora stravolta dal coronavirus, però se guardiamo bene questo signore qua delle imprese di polizia ha se lo diamo, aspetta Elisabetta, se lo diamo tutto video, eccolo qui, vai pure Elisabetta.
Come vi dicevo, a vederla così la foto sembra quotidianità normale prima che la vita di tutti fosse stravolta dal coronavirus. Invece sono immagini proprio di ieri. Si vede qua una persona che aveva sollevato la mascherina. Vi faccio vedere le altre foto che lo testimoniano, insomma è proprio epoca del coronavirus, insomma le foto sono di adesso e questa è la metropolitana. Ferma lì, tieni queste immagini, dottor Crisarà, mi sembra che siano immagini eloquenti, però io dico, loro mi diranno, se vado a fargli la domanda, io devo andare a lavorare, e hanno ridotto ovviamente i mezzi, gli orari dei mezzi, perché c'è meno traffico e quindi meno gente che va. E sai che cosa sarebbe bello? Così si accontentano anche dell'esercizio fisico. Chiudono la metropolitana e si torna come negli anni 50 in bicicletta a piedi ad andare a lavorare. Certo. Perché quando non c'è razionalità, si reagisce. Vedere queste immagini che sono di ieri, Elisabetta di ieri mattina, giusto? Dice, ma sono 15 km. Ieri mattina siamo 15 km in bicicletta. Scopelliti e Bonino mi sembra siano immagini abbastanza eloquenti. Più precisamente del 17 marzo alle ore 6:15. Ecco, queste sono immagini di ieri con il coronavirus che sta prendendo numeri incredibili di ricoverati, di terapia intensiva, di morti. Ha messo in ginocchio la Lombardia. Quello è Milano. Certo. Io penso che il fatto che abbiano ridotto le corse, per esempio qui a Padova c'è l'orario prefestivo, no? Per i mezzi pubblici, il risultato è poi se un pullman passa ogni 40 minuti ovviamente è pieno così come vedete adesso nella foto, quindi io sarei dell'avviso che il servizio pubblico deve rimanere intatto, deve essere chiuso, no, deve essere chiuso, completamente, io lo chiuderei completamente. Cioè, se a Milano le celle telefoniche ci dicono che oltre il 40% della gente è in giro, è vero, e questi ti dicono... a quelli che hanno diritto gli daremo i mezzi per andare. Ah, ok, perché dicono come vado a lavoro io a Milano? Ma sì, voglio dire, gli infermieri possono andare in macchina, se sono gli unici a camminare in giro per le strade, probabilmente non avranno problemi di parcheggio. È crollato. No, un traffico di mezzi privati crollato. Vuoi vedere che tutta l'Italia fino a ieri non sapeva fare a meno della macchina e mo necessariamente deve andare in metropolitana? Ovvio, però chi è abituato, chi abita a una certa distanza, chi non ha la macchina, perché c'è chi ne ha una, ma magari vanno a lavorare marito e moglie non ne hanno, va a spiegare. Direttore, negli anni 60, non siamo più negli anni 60, per andare a scuola, dalle parti mie, c'era gente che faceva 12 km in bicicletta ad andare e 12 km in bicicletta a tornare. Pubblicità, fermo lì dottore, pubblicità, rimanete con noi, poi abbiamo i collegamenti con Spagna, Nuova Zelanda e Cina e andiamo a sentire come vedono questo coronavirus nei vari posti del mondo, a tra poco. Cioè io non credo così col cavolo che la